Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi ospite qui in studio International Radio Tommaso Schiesaro. Yeah! Buongiorno! Ciao Tommaso, o meglio Astro Tommy, alias. Ecco, allora spieghiamo ai nostri radioascoltatori chi sei. Innanzitutto sei giovane, lo si vede chiaramente. 19 anni, tra poco maturità al liceo scientifico, sì. Galileo Galilei di Adria, chiaramente, e tutto è nato da lì. Questo coltivare la tua passione. Ma per incuriosire i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ci fai vedere quello che è stato l'esperimento di questi 2 anni che stai portando? Vai, alzalo un pochino così. Progetto scolastico di quarta e di quinta. No, ma giralo bene, che non è gelato. È gelato, ha una telecamera che sbuca fuori. Eccolo là. Allora, negli scorsi 2 anni di scuola mi sono dedicato alla costruzione di Pixel, che è assieme ad altri ragazzi ovviamente, non l'ho fatto tutto io, che è una sorta di esperimento, un dimostratore tecnologico, parola complicatissima per chiamare questo strumento che serve per sostanzialmente scattare delle foto della Terra dall'alto. Per recuperare quelle foto, perché il primo lancio l'abbiamo fatto da Loreo, quindi vicini al mare Adriatico, c'era una possibilità che tutto andasse in mare, e dovevamo far sì che le trasmettesse a distanza. Solo che non è così facile, perché se ci pensiamo, quando saliamo in macchina, accendiamo la radio e ascoltiamo dei suoni. Quindi noi abbiamo dovuto fare un sistema che traducesse l'immagine in suoni e da terra fare l'opposto, quindi dal suono farla tornare foto. E così abbiamo fatto 2 lanci, il cui ultimo il 25 aprile dalla Fiera dell'Innovazione di Sovramonte, che è in provincia di Belluno, e abbiamo raggiunto la quota di 3,5 km. Cioè, che non è poco. È un terzo di strada per arrivare fino allo spazio. E la sonda che è stata appunto lanciata dalla provincia di Belluno, sì, poi è stata recuperata. È proprio lei è proprio l'originalissima. Okay. È stata recuperata a nord di Conegliano, in un paesino che si chiama San Fior, se non erro. Sì, quindi siamo in provincia di Treviso. Siamo sempre in Veneto. Sì, tutto made in Veneto. Ma tutto questo esperimento che avete prodotto tu insieme ai tuoi amici, perché di questo si tratta, no? Che soddisfazione vi ha dato, no? Perché allora, quando tu sei lì sotto al pallone, perché lanciare un pallone stratosferico non è facilissimo. Ci sono delle procedure da seguire per evitare di fare dei danni, in primis al pallone, che esploderebbe e rilascerebbe tutto l'elio, visto che tutto viene portato in aria da appunto un pallone stratosferico, quindi un enorme pallone in lattice, e lì sei tutto teso, ma quando lo molli, fai la fotina col telefono e vedi il tuo pallone con sotto il cavo il paracadute e un Pixel o altre radiosonde che ho lanciato in passato, è stupendo. Cioè, è proprio sempre stato il mio sogno quello di lanciare un pallone stratosferico fin da quando c'è stata la pandemia del Covid, dove ho progettato un primo computer di volo. Al tempo avevo 13 anni. Certo. E a settembre 2024 ho lanciato proprio quel progetto lì che avevo costruito anni prima, per tra l'altro fare ricerca scientifica, perché l'abbiamo lanciato assieme a una radiosonda, quindi per studiare meteorologia assieme a un'altra associazione che si chiama Meteo in Veneto. E quindi tutto Doc Veneto Doc, sì, come si suol dire. Sì, però la cosa curiosissima è, riapri un attimo, che dentro ci sono delle semplici batterie, che chiaramente non sono proprio quelle normali, ma sono batterie che sono al litio. Posso spiegarvi molto velocemente i componenti. Allora, in basso, di qui dall'altra parte ho sbagliato. Dalla scatola qua vedete delle batterie, sono delle batterie AA normali, ma sono al litio, perché ovviamente salendo la temperatura diminuisce, si arriva fino a meno 50, meno 60 gradi, quindi non devono congelarsi, motivo anche per cui siamo dentro a una scatola del gelato, perché isola molto bene. Ma la carta igienica, come me la spieghi? All'interno c'è stata tanta carta assorbente di vario tipo, perché avevamo anche, sempre per tenere tutto caldo, degli scaldamani chimici, quelli che vendono nei negozi di sport per scaldarsi le mani d'inverno, e quelli ovviamente fanno condensa, e acqua ed elettronica non sono molto amici. Poi di componenti sono davvero banali. C'è un walkie talkie smontato di qua, con la sua antennina che si vede lì. Insomma, si può dire 1000 usi da carta igienica. Esatto, sì. Sì. È proprio azzeccata, no? Faceva il caso vostro. Sì, assolutamente. E chiaramente la bandiera italiana. Bandiera italiana, questo qui è un pezzo del nastro dell'inaugurazione della fiera, che è stato tagliato dal sindaco. Io ho fatto da valletto con il nastro, ho detto, posso tenerlo questo, perché
Vorrei un po' lanciarlo, allora l'ho lanciato. E poi tra l'altro qua un palloncino, sempre di qui. Sì, quello azzurro. Esatto, il palloncino, perché all'interno c'è un AirTag che è una sorta di GPS, grazie al quale l'abbiamo recuperato, per renderlo impermeabile. Dentro il palloncino, nodo e via. Insomma, cose molto semplici che però hanno veramente fatto dell'esperimento un successo, cioè quello che vi eravate prefissati l'avete raggiunto. Assolutamente, l'abbiamo anche recuperato, che non era previsto, per cui super felice. Anche la quota è stata 3,5 km abbondante più alta del previsto, quindi nel programma che avverrà dopo la tua maturità, chiaramente siamo a luglio. Allora, abbiamo fatto Pixel 1 a settembre da Loreo, abbiamo fatto Pixel 1.2 il 25 aprile da Sovramonte, e poi a settembre ci sarà Pixel 2 con una nuovissima elettronica, più potenza di trasmissione, così più radioamatori possono ascoltarci. Ma appena dopo la maturità scapperò una settimana in tenda a Loreo assieme ad altri amici, ad altri soci, diciamo, dell'associazione che ho fondato ATS, che si chiama ATS Sciences Corporation, della quale sono anche il presidente, giusto per non farci mancare nulla. Certo. Staremo in tenda una settimana con un telescopio e faremo ricerca scientifica per l'Agenzia Spaziale Europea. Un nuovo modo di far campeggio, insomma. Esatto, campeggio col telescopio. Col telescopio. Magari sono ragazzi, i tuoi amici, sempre del liceo? Allora siamo un po' sparsi in tutto il Veneto. C'è una ragazza che è la più giovane, che ha 15 anni, che è del mio liceo lì ad Adria, e poi c'è Tommy che è di Lozzo Testino sopra Padova, Giacomo che è di Spresiano, quindi Treviso, che è andato a recuperare Pixel, e Mini Tommy che è di Bologna. Tommaso, cioè siamo tre Tommasi, cioè della serie tre Tommasi, un Giacomo e un'Elisa. Se volevate farla apposta non ci riuscivate, esatto. Però vi ha accomunato questo denominatore comune, cioè questa passione di cui stiamo parlando. Sì. Quindi l'appuntamento, anzi l'obiettivo della prossima tappa in quel di Loreo quale sarà? Allora, l'Agenzia Spaziale Europea nel 2029, se non erro, deve lanciare un telescopio spaziale che si chiama Ariel, cioè un telescopio lanciato nello spazio, letteralmente. Certo. E questo telescopio ha come obiettivo quello di studiare l'atmosfera degli esopianeti. Esopianeta, qualsiasi pianeta al di fuori del sistema solare. Cosa deve fare per studiare questi esopianeti? Ovviamente deve puntare col telescopio. Gli esopianeti sono parecchio difficili però da vedere da Terra e anche dall'orbita attorno alla Terra, e soprattutto è difficile capire come si muovono attorno alla loro stella madre. Quindi hanno chiesto, tramite il progetto ExoClock, che è stato fatto da altri volontari, una mano a tutti gli appassionati, tutti gli osservatori, tutti gli istituti di ricerca, magari anche università, di puntare le stelle madri degli esopianeti ed mandare tutti i dati riguardo alla luminosità della stella. Perché la luminosità di una stella, se vogliamo parlare di esopianeti? Perché uso un CanSat. Vai, fallo vedere, alzalo un po'. Questo è un CanSat, Can latina sat satellite, lo lanciamo coi razzi, ma questa è un'altra storia. Praticamente la mia faccia è la stella. Loro vogliono che noi osserviamo questa stella esattamente nel momento in cui l'esopianeta, che è il CanSat, passa davanti a essa. Quindi noi da Terra vediamo che la luminosità della stella va a diminuire. Elaborando un grafico luce-tempo e mandandolo a loro, facendo tante misure da tanti posti diversi, insomma la rete di amatori è molto molto fitta, loro riescono a capire con estrema precisione quando l'esopianeta andrà davanti alla stella, e quindi quando sarà in una posizione ottimale per il telescopio che lanceranno. Così non perdono tempo, perché perdere un minuto nello spazio, far perdere un minuto a un satellite, sono tantissimi soldi. Caspita, che non sono bruscoline, come si suol nulla. dire. Non volevo dire, ma bruscoline. Per nulla. Quindi è una cosa che ti entusiasma, perché si sente da come ne parli che sicuramente attorno a te e il tuo gruppo non vedete l'ora di questa cosa. È quello che mi sta dando l'energia per arrivare alla fine della scuola. Ecco, cioè la tappa della maturità è solo uno step, perché tu vai già oltre, hai già pensato chiaramente ingegneria. Ingegneria aerospaziale a Padova, sì. Non poteva essere diversamente, voglio dire, visto che hai le idee molto chiare e fai le cose con le cose semplici, hai fatto esperimenti che hanno avuto successo, perché prima io ci scherzavo sul fatto della confezione da gelato, ma lo è esattamente davvero, quella. Davvero, e quindi con pochi soldi, diciamo così, hai fatto una cosa geniale. Esatto. Poi il tutto è ovviamente programmarlo più che costruirlo. Chiaro. Però insomma sì, diciamo che a vedere è molto, molto facile, sembra tutto facile. Dello scotch, dei cavi, delle batterie, un AirTag, un walkie talkie, e si fa. Questa è la genialità, usare le cose semplici e fare una cosa che gli altri
non hanno fatto, o perlomeno hanno fatto pochi, mettiamola così. Esatto. Corretto. Grazie. Quanto sarà quindi una settimana, dicevi, a luglio? Una settimana dal 12 al 19 luglio, dispersi in un'azienda agricola stupenda, l'azienda agricola Canal dei Cuori. Diciamolo che il nome è tutto un programma. Esatto, siamo in mezzo, siamo a Canegra, per cui un posto molto tranquillo, senza troppo inquinamento luminoso, davvero immersi nella natura, perché l'azienda tra l'altro è 100% biologica, per cui non ci sarà nulla. Oddio, dopo questa intervista non so se ci saranno altri colleghi giornalisti che ti verranno a trovare in questa missione. Ci sarà la serata giornalisti, per cui una sera vi aspettiamo. Fantastico questo. E senti, ma la tua famiglia cosa pensa di questa tua passione, di questo tuo entusiasmo che stai portando avanti? Fortunatamente l'hanno sempre supportata, anche oltre che dal punto di vista di prendere la macchina, portarmi in giro, che io sono uno che gira parecchio per queste cose, appunto lancio da Sovramonte, macchina piena, certo, e gente a casa prima, i miei amici prima, per fare, certo, per organizzare le robe. Sovramonte non è solo il nome della località, ma è anche il nome della fiera. Esatto. Sì, non solo della fiera, ma anche quanta sovra sì. di tante cose che devi portare e trasportare, esatto, da qui a Belluno, che non è proprio dietro l'angolo, insomma. E poi anche inizialmente hanno supportato molto anche dal punto di vista economico, diciamo. Adesso siamo un'associazione, siamo abbastanza indipendenti, fortunatamente. Certo. Ma all'inizio, quando ancora lanciavamo i razzi modelli, perché ho avuto un percorso che è passato prima dei palloni dal lancio di modellini di razzi con appunto questi Kansat che nominavo prima, e lì insomma c'era un po' da spendere. Fortunatamente ho avuto dei genitori che mi hanno sempre assecondato. Un appoggio, sì, insomma, un appoggio importante. Li salutiamo, esatto, visto che sono una cosa determinante, insomma, più che altro fondamentale nella tua vita. Senti Tommy, però la domanda è doverosa. Sì, ingegneria, sì, questi esperimenti, ma tu qual è il tuo obiettivo cosa vuoi fare da grande della serie? No? Allora io sto bene con i piedi per terra, non voglio dire da grande voglio fare l'astronauta. Vorrei continuare a fare quello che faccio adesso, quindi costruire qualcosa che voli, magari andando più in alto, magari dei satelliti, magari un razzo vero, ma mi piacerebbe lavorare in questo settore qui completamente. Sono a casa mia quando faccio queste creazioni qui, diciamo. E quanto ci dedichi, per curiosità? Quanto ci studi giornalmente? Oltre, perché insomma fare il liceo scientifico non è una cosa voglio dire leggera, perché bisogna studiare per arrivare bene alla maturità. Ma oltre a quello, trovi il tempo anche per questo? Quanto? Sì, anche perché per me è assolutamente essenziale avere delle pause e staccarmi dai libri, perché dopo un tot non capisco più niente, non serve a niente. Quindi nei momenti persi per rilassarmi io faccio queste cose qui. A parte la burocrazia, tutto il resto è divertentissimo. Per questo hai gli amici che fanno anche quello. Esatto. Grande. Giustamente uno non può fare tutto nella vita, però si deve accerchiare quando fai un gruppo, un bel team. Ognuno è predisposto, diciamo, alla sua passione, che magari è anche la parte amministrativa che è fondamentale in questi progetti, in queste cose, progettualità, insomma, che guardano al futuro nel vero senso della parola. Bene, direi che abbiamo detto tante cose. Tommaso, io faccio un nodo al fazzoletto perché chiaramente ritornerai dopo la... mi aspettate? Sì. Perfetto, ritornerò molto volentieri. Tu mi aspetti all'Oreo e io ti aspetterò dopo l'Oreo per portare un po', non dico gli esiti, ma raccontare com'è andata. Volentieri. Sicuramente la maturità andrà bene, perché non ci sono dubbi. Incrociamo le dita, quello ci sta. Non volevo guffare chiaramente, ma era proprio... Vai. Non siamo scaramantici. Ok, mettiamoci di viola ogni tanto. Esatto. Via. E quindi continueremo a parlare di te, perché un giorno, l'hai detto, non sarai sullo spazio, ma sarai sempre con i piedi per terra, e noi vogliamo continuare a parlare di te, giovane generazione che sta in Italia, che continua a stare nel suo territorio, ed è un'eccellenza, perché questo stiamo parlando. Grazie. Grazie a te Tommaso, e una buona giornata a te e ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Ciao a tutti.